Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, contenitore pop del lunedì, certamente cultura popolare italiana, la scaletta di oggi che già al numero del calendario diciamo è molto particolare, 26-1 del 26, coloro che giocano all'otto, tanto perché non bisogna smentire alcuni vezzi soprattutto del sud, questo è vero, ma insomma che coinvolgono anche certe persone al nord, appunto quello di tentare la fortuna. Personalmente non l'ho mai tentata, però ammiro quelli che continuano a perseverare. Quindi 26-1-26 ci ritorniamo, ma intanto il calendario dei santi, già l'avevamo accennato la volta scorsa, la settimana è densa, ne avevamo parlato, ma la ciliegina sulla torta, abbiamo detto, è San Giovanni Bosco con la sua pedagogia, una riflessione. Le memorie italiane, 70 anni fa, tra gennaio e febbraio, ci fu un evento climatico di una diciamo discesa di temperatura eccezionale, con nevicate a profusione, geli, ghiacci, che costituirono così una pagina drammatica con molti morti, soprattutto in Padania, nell'Italia del Nord, ma anche in parte nel centro, Firenze per esempio, che è una di quelle città diciamo un po' strane, che sono circondate da olivi, ma d'inverno i più giovani, diciamo quelli non troppo vecchi ricorderanno sicuramente anche l'85, quando a Firenze si arrivò a 25 sotto zero, quindi anche Firenze non scherza da questo punto di vista, ma l'inverno fu pessimo. La scaletta va avanti con Popius, giustizia finalmente per Nada Cella, condannata colei che viene ritenuta appunto l'assassina di quel delitto, sul quale poi peraltro torneremo ai 30 anni esatti, il 6 maggio prossimo, in occasione del ricordo del 6 maggio del 96. Poi per pop suoni, quindi musica popolare, e che è soprattutto musica leggera, questo è ovvio, anche se poi ci sono altri elementi più tradizionali di cui ogni tanto parliamo. 60 anni da Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Pensate che l'enciclopedia Treccani, che sicuramente è una delle istituzioni più serie, ha deciso di pubblicare la memoria di questa canzone, perché c'è un perché, noi lo spiegheremo, aspettate qualche minuto. Poi ancora ovviamente domani, il 27 gennaio, come tutti gli anni, è la giornata della memoria, perché l'Italia continua a essere all'avanguardia di questa giornata della memoria, come è all'avanguardia della giornata del ricordo del 10 febbraio. Finiremo, spero, con i fuochi d'artificio, con Genius Loci, Leuca, Santa Maria di Leuca. Come Finisterre è davvero una specie di fine delle terre, un po' come Santiago de Compostela anziché Cabo de Roca in Portogallo? Sì e no, adesso lo vedremo. Abbiate anche qui un po' di pazienza. San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco è una figura amatissima, specialmente in Piemonte, ma certamente sicuramente in tutto il nord e in gran parte d'Italia, e anche molto a Roma. C'è un quartiere a Roma, quartiere di sud-est, che personalmente conosco bene, perché lì ci abita un mio caro amico, che è dedicato interamente proprio a San Giovanni Bosco. Si parla di parrocchia di San Giovanni Bosco. La fama del Bosco è universale, se è vero come è vero che nel corso dell'Ottocento, con ricadute poi ovviamente di proseliti, seguaci e fans, si direbbe nel Novecento, ha un po' rivoluzionato la pedagogia e sicuramente è alla base di molti spiriti sinceri e profondi di impostazione cristiano-cattolica. In realtà San Giovanni Bosco, nato appunto in un paesino un po' sperduto, ma
molto suggestivo dell'interno del Piemonte, non lontanissimo da Torino. Crebbe in un clima di forte impegno di fede e arrivò in età matura a impostare una scuola, quindi comunque un istituto di ricezione e cura in senso morale ed educazione dei fanciulli che al tempo erano un po' spersi e sparsi senza la possibilità di riuscire appunto a venire istruiti e insomma seguiti in tutte le loro mosse. Questa iniziativa ovviamente destò grande calore e consenso nel mondo cristiano, nel mondo religioso, mentre fin da allora, pensate un po', ci fu sicuramente una acre serie di dissensi, di battute negative e feroci nei confronti dello stesso Bosco. Intendiamoci su una cosa: io non credo in una scuola cristiana o cattolica, cioè non penso che la scuola debba avere di per sé un'impostazione cristiana o cattolica, anche se mi ritengo abbastanza autenticamente cristiano, ma sono dell'idea, diciamo come tipico di una formazione sostanzialmente liberale, che sicuramente la scuola non debba avere nessuna etichetta e che ogni tipo di ideografia, fede, mentalità, visione politica debba essere bandita. Non è facile perché questo significa dare ai bambini e ai ragazzi un'istruzione policentrica, diciamo polivalente, dare a loro informazioni da vari punti di vista. Certo è la cosa più difficile, ma è una scommessa che va fatta. Certo, ai tempi, in un contesto come quello di allora, che era piuttosto truce dal punto di vista proprio della speranza di vita innanzitutto, ma anche sicuramente della possibilità di ricevere qualche tipo di formazione, tutto questo andava benissimo e San Giovanni Bosco rimane un eroe da questo punto di vista, con la sua perseveranza, con la sua severità, insomma, verniciata di dolcezza, verniciata bene, ecco, sicuramente non lo dico in senso negativo. La figura si staglia come le più importanti della storia della pedagogia e non è un caso, appunto, come in parte vi dicevo la volta scorsa, che la festa cada un po' a metà dell'inverno, nei famosi giorni della merla, già perché appunto non dimentichiamoci mai che specie nel nord padano i 3 giorni 29, 30 e 31 gennaio vengono chiamati giorni della merla. Abbiamo già ampiamente spiegato negli anni passati perché e per come, e non ci ritorniamo, però vengono ritenuti appunto i giorni decisamente più freddi ed è appunto all'interno di questo frigorifero che il santo si situa come scrigno prezioso di ciò che appunto in un certo senso non va mai a male nel freezer, non va mai a male proprio perché la sua pedagogia è stata studiata bene, in maniera molto accurata, molto precisa, in modo tale appunto di riuscire a costituire un vero e proprio tesoro. Non dimentichiamocelo mai, al di là ovviamente di come noi vorremmo impostare o reimpostare qualcosa, la scuola, che temo veramente, lo dico con dolore, ma temo di essere un buon profeta, fra una cinquantina d'anni non esisterà neanche più come istituzione reale e tutto passerà in via digitale. Ma vi dicevo, un inverno freddo abbastanza quest'anno, ma mai come 70 anni fa. È passato agli annali di storia, perfino i libri di testa ne parlano. Gelo e ghiaccio, soprattutto ovviamente al centro-nord, ma anche al sud grossa compromissione di vigneti e oliveti a causa appunto di temperature bassissime. Certo il nord fu flagellato,
era appunto gennaio e febbraio del 56. Io stavo per nascere. Poi vi dico una battuta su questo. Ma andiamo con ordine. Che cosa succede verso, diciamo, grosso modo all'entrata del segno dell'Acquario, verso il 20 gennaio? Iniziano, siamo nel 56, 70 anni fa esatti, iniziano delle giornate terribili, dove appunto in maniera vorticosa si abbassa la temperatura, soprattutto in città come Bologna, Milano, Torino, Venezia e Firenze. La temperatura è così bassa che, stante il fatto che non tutti ancora si possono permettere 70 anni fa esatti il sistema che noi conosciamo come riscaldamento tramite calorifero, e sono presenti in diverse case, anche abbienti, delle ottime stufe, ma che non bastano mai a riscaldare, o che non bastavano mai a riscaldare completamente. Ecco allora che si ingenera un fenomeno piuttosto triste e spaventoso, appunto, di congelamento degli arti per taluni, specialmente ovviamente anziani, e morte di 150 persone nel giro di 40 terribili giorni. 40 notti, eccole qua, dove ci si è ispirati, scherzo, ma il 40 ritorna spesso nella musica, nei testi popolari, perché è un numero in qualche modo magico. Una qualche volta ne riparleremo, del bene e del male ovviamente. E dico, dal 20 gennaio fino alla fine di febbraio veramente si assiste a una forma di tregenda a sfondo polare, a sfondo siberiano, mai vissuta prima nel corso del secolo XX, e che ancora mi ricordo i miei genitori ricordavano e memorizzavano facilmente proprio per questo motivo. Non so quanti di voi, cioè quindi quanti di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, sulla base ovviamente di un'anagrafe piuttosto polposa, piuttosto bella, forte e a lunga degenza, ma mi auto-ironizzo, tranquilli anch'io, siano in grado di ricordare quell'incredibile inverno del 56, laddove appunto si crearono lastre di ghiaccio per le strade, il congelamento del fiume Po. Pensate un po', quante volte da queste onde abbiamo parlato, non in termini politici, ma così di descrizione del paesaggio del nostro caro fiume Po, del grande papà, completamente congelato ai primi di febbraio del 56. Congelato, vi rendete conto? Mai più successe dopo di allora. Ovviamente i laghi, parte dei laghi, altre zone rurali che subirono questi accidenti, ma la gente si chiudeva in casa perché non era in grado di uscire. Furono giorni terribili anche per l'alimentazione delle persone, per il raggiungimento ovviamente di ospedali per quelli che erano scivolati sul ghiaccio. Insomma, vi dico qualcosa che i ragazzi di oggi neanche si possono immaginare. Io non c'ero ancora, naturalmente, ero lì nella pancina di mia mamma. Beh, adesso è facile la battuta, no? Ma scherziamoci sopra, naturalmente. E adesso capiamo perché. Un congelamento ante litteram, un congelamento preparto. Ecco, per il povero Andrea Rognoni, che evidentemente ne ha risentito poi cerebralmente per tutta la vita. Dai, è così la questione, supera l'immaginazione naturalmente, perché anche l'Italia del Nord, che solitamente i climatologi considerano clima continentale, ma non è catalogabile nella stessa condizione, nella stessa situazione, nello stesso contesto idrogeologico e meteorologico, non lo so, già di una Polonia o di una Russia occidentale. Eppure fu così. Incredibile, vero? Perché per 40 giorni andò avanti questa situazione.
con tutto quello che ne conseguì in un passaggio storico in cui la guerra era finita ancora da poco e bisognava ritornare, attenzione, a un clima di guerra per riuscire effettivamente a sopravvivere. Beati quelli che avevano già i primi sistemi di riscaldamento con i caloriferi e che in qualche modo si salvarono meglio degli altri da questo punto di vista. E questo valeva soprattutto per le città, ma immaginatevi le zone di campagna, appunto, come effettivamente in alcune corti, in alcune cascine, appunto, si poté sopravvivere a quell'incredibile inverno del 56. Passiamo a un altro argomento non meno triste, Pop Ius. Giustizia finalmente per Nada Cella, la dolcissima figura di impiegata che scendeva dall'Appennino ligure a Chiavari ogni giorno per ottemperare ai propri doveri di impiegata, naturalmente, presso questo commercialista, notaio, adesso non ha importanza, in una situazione ovviamente già di stress legata al viaggio, venne letteralmente, si può dire, trucidata quel 6 maggio del 96. La ragazza è un'immagine di un'Italia laboriosa, fedele anche ai propri datori di lavoro dal punto di vista dell'impegno, ma senza entrare nei particolari, perché la nostra non è mai una trasmissione paragonabile a quelle che tanto successo hanno avuto. Sentivo che anche oggi giustamente Giulio Cainarca parlava ancora del delitto di Erba, quindi che continua a far parlare di sé, ma pensate che qui sono passati 30 e non 20 anni e quindi siamo in una condizione di chiedere veramente giustizia. Pare che in seguito al processo che si è appena tenuto sia stata identificata la mano assassina. Non facciamo nomi, non è questo è il nostro obiettivo, però penso che finalmente l'idea che si possa in qualche modo regalare non solo alla mamma della povera Nada, ma a tutti quelli che hanno seguito direttamente o indirettamente la vicenda per tantissimi motivi e in tantissimi modi, appunto, quella pace che consegue alla consapevolezza di una forma di giustizia. Certo, sento già le vostre voci in sordina che dicono: ma poi colei che firmò il delitto veramente sarà sottoposta a 24 anni di carcere come è stato stabilito, oppure dopo un po' si tenderà, questa è una trasmissione di cultura popolare, non uso termini giuridici, a chiudere un occhio e a lasciarla in qualche modo libera? Vabbè, intanto noi abbiamo finalmente identificato la mano, abbiamo detto, assassina. Ritorneremo appunto a parlarne nel maggio prossimo. Pop suoni, musica popolare e musica leggera. Caterina Caselli. Caterina Caselli è tuttora una donna di enorme successo, imprenditrice discografica, che ha vieppiù col passare del tempo, dopo aver abbandonato un po' anticipatamente la carriera di cantante, diciamo così, scoperto e lanciato una serie di personaggi, la cui lista sarebbe lunghissima e forse anche inutile. Un successone la sua vita
come disco woman piuttosto che come cantante, ma come cantante per carità. Lucio Corsi è l'ultimo prodotto tanto amato, ma lei 60 anni fa esordiva alla grande in un festival di Sanremo. Era il 27 gennaio del 1966, 10 anni dopo quel gennaio maledetto di ghiaccio, di gelo. Esordiva cantando "Nessuno mi può giudicare". Ne parla ora perfino, come c'è scritto su tutti i giornali di oggi, l'enciclopedia Treccani. Perché ne parla l'enciclopedia Treccani? Non è solo un omaggio alla bravura, all'originalità, alla grandezza di una donna nata a Sassuolo, mi sembra, sì, comunque nel modenese, che con uno spirito e un coraggio tipicamente padani e italiani è riuscita, come si dice, self-made woman, no? A farsi da sé e a diventare famosissima. Nessuno mi può giudicare è anche, secondo me, non lo dice la Treccani, ma lo penso io, il che per il momento vi deve bastare. Il primo testo autenticamente femminista, ma di quel femminismo di allora, non del neofemminismo di adesso. Mi capite? Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Non è una forma di ribellione, non ci sta la parola ribellione. Non è il frutto bacato di una cultura woke. È lo scatto di una dignità che appunto caratterizzava all'interno comunque di un complessivo rispetto dei costumi e delle norme di allora lo spirito femminile. Certo, forse vi viene spontanea la battuta, ci voleva un'emiliana, no? Col coraggio degli emiliani, che sbagliano quando pensano che il mondo si possa aggiustare col comunismo, col socialismo, ma loro sono dei sognatori, lo fanno in buona fede, c'è qualcuno che ne approfitta. In realtà Caterina Caselli ha cantato questa canzone con tutta la voglia di esaltare appunto la fermezza, la buona volontà, la sincerità del genere femminile. Il genere femminile prendeva coscienza allora di come e perché per troppi secoli l'uomo l'aveva sottovalutato, disprezzato, denigrato. E è molto interessante la questione del giudicare. Il verbo fu azzeccatissimo e venne generato proprio da questa nouvelle vague di allora, appunto, che tendeva a vedere sotto nuova luce il femminile, e arriverà qualche anno dopo, nel 69, a La bambola di Patti Pravo, l'altro grande, secondo me, testo femminista. Giudicare significa in qualche modo avere un certo tipo di potere, gestirlo pesantemente nei confronti di qualchedun altro. L'uomo che viene tirato in ballo era abituato a giudicare, a farsi arbitro, soverchiatore e punitore. Prima abbiamo parlato di legge, no? E di processi, di alcuni comportamenti femminili che, secondo il testo della canzone, non erano riconducibili a forme di tradimento o di comportamento abusivo, ma semplicemente appunto a una richiesta di riconoscimento della propria libertà e della propria dignità che non era allora ancora arrivata. E certo il mondo stava cambiando in maniera radicale. E diciamo la simpatia che evocò Caterina col suo mitico casco d'oro. Vi ricordo che il casco d'oro fu congegnato dagli stilisti vergottini, che allora andavano per la maggiore.
fu una delle mosse più azzeccate della musica pop di tutti i tempi, il casco d'oro. Sapete perché? Il clima di allora era quello appunto in cui il casco, per esempio quello degli astronauti che si apprestavano ad andare sulla Luna, il casco di qualcuno che portava per il momento saltuariamente in moto, il casco che si metteva in testa alla donna presso la parruccheria femminile, quella che a Torino chiamano la pettinatrice, ecco, per capirci. Quel casco lì era un po' l'emblema della modernità. Io mi ricordo, erano tempi in cui si immaginava, gli anni 60, che tutto sarebbe diventato automatico, no? Si prefiguravano i robot e tutta una serie di vantaggi in cucina, a partire ovviamente dai nuovi elettrodomestici che erano appena arrivati, per creare un sistema di vita orientato a una tecnica automatica, ma che anche qui toglieva peso alla donna, e quindi ecco perché convogliano vari spunti verso quell'obiettivo che è appunto una forma di riscatto del sesso femminile. Ma quel casco non era solo un casco, era d'oro. Era d'oro non solo per il colore dei capelli di Caterina, ma era d'oro perché rappresentava appunto un faro, una luce. Mi viene in mente la lanterna di Genova, a me, perché amo ovviamente Genova come amo Venezia, ma quello che è importante è capire come quel casco rappresentò per migliaia, milioni di donne una luce da seguire in qualche modo per riuscire a ritrovare il senso della propria esistenza. Ovviamente contava la maniera decisa, il tono, non era importante che fosse intonatissimo, ma anche un po' su una onda pop rock. Da questo punto di vista Caterina si presentava come l'avanguardista per eccellenza, naturalmente, che era in grado di dare un input a una forma di piccola rivoluzione. 60 anni, pensate. 60 anni dopo molte cose sono cambiate, non solo nella musica, ma anche nel modo di essere, nel modo di fare, nel rapporto fra i sessi, che è diventato molto ma molto più difficile. Qualcuno malignamente, magari appunto di genere maschile, commenterà le mie parole e dice: dai, per forza, no? Cioè, si è iniziati allora e si è andati sulla strada sbagliata. Ma io non so giudicare, non voglio dire, per parafrasare, nessuno mi può giudicare, ma nessuno può veramente giudicare sotto questo punto di vista. Ci sono delle evoluzioni di costume, di società, di temperamento che non sono evitabili, perché devono andare avanti secondo un certo corso e arrivare poi a un esito che permette poi di passare a secoli diversi da quelli precedenti, certamente tenendo sempre conto che senza la giustizia, lo dicevamo poco fa, e un certo tipo di ordine, la libertà stessa non può essere esercitata. Siamo arrivati a metà del nostro cammino di oggi e chiedo a Natalia Novello Cascodoro di mettere il break. A dopo. A dopo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi?
Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. A te la linea, Andrea. Grazie Natalia, siamo arrivati a parlare della giornata della memoria. Come tutti gli anni, il 27 di gennaio, a pochi giorni dall'inizio del segno dell'Acquario, noi celebriamo questa specifica giornata. In attesa, lo abbiamo sempre detto, che dopo altre 2 settimane venga celebrata la giornata del ricordo. L'Italia e la Padania sono sempre stati in prima linea nel celebrare la giornata della memoria per tantissimi motivi. Il mondo ebraico, che ha subito una forma di persecuzione terribile, che ha dovuto subire atrocità inenarrabili attraverso quello che viene chiamato ancora attualmente nazismo, un nazionalsocialismo per esteso. Il popolo ebraico e tutti quelli che in qualche modo sono stati coinvolti in questa triste operazione dei lager e di tutto quello che ci è girato attorno. Sì, perché l'abbiamo già detto, lo ripeto sempre per correttezza, ci furono italiani non ebrei che finirono, pochi ma in gran parte no, ma finirono di subire maltrattamenti, situazioni penose, anche loro nei lager. Ma comunque, in ogni caso questo è, si chiama Olocausto. La giornata della memoria è una giornata, senza stare ancora a ritirare fuori il perché e il per come è stata istituita, è una giornata destinata a durare nel tempo per tantissimi motivi. È vero, qualcuno ha detto, ma non è che esistono delle memorie privilegiate, perché si potrebbe istituire allora una giornata della memoria, che so, per tutto quello che è accaduto nell'Italia, nella triste Italia prefascista, a danno dei poveri, dei malati, dei malandati, degli umili. Si potrebbe istituire in tutto il mondo delle giornate della memoria per eventi locali, si fa per dire locali, come il fatto di aver trucidato un sacco di indiani in America, come il fatto in cui in Oriente un certo tipo di comunismo fece a pezzettini e ridusse a teschio migliaia e milioni di persone, oppure appunto una giornata della memoria più esplicitamente dedicata ai cosiddetti gulag, per tutto quello che è stato fatto durante lo stalinismo nell'Unione Sovietica. A questo non si è ancora arrivati. Spero che in nome della libertà e di quella polivalenza di cui dicevo prima si possa arrivare. E per questo motivo che forse la giornata della memoria non è solo la memoria dell'Olocausto, ma è la memoria di tutte le memorie. È l'occasione per rilanciare l'uso
del cervello in chiave mnemonica. Non vorrei passare per spocchioso e per vanaglorioso dicendo che questa radio, già fin dai primi anni in cui fu costituita, stiamo parlando del 97, si è ispirata da sempre alla memoria nel senso appunto che senza la memoria le nostre tradizioni, diciamo la difesa del territorio, l'uso della lingua locale, un certo tipo di metapolitica orientata al recupero dell'autonomia che su altro non si può basare se non proprio sulla memoria della propria origine, delle proprie radici che non gelano, eccetera. Ecco, questa radio è stata sempre all'avanguardia e non può esimersi ora, certamente, da questo confronto con la giornata della memoria e poi dalla giornata del ricordo. La memoria quindi in senso lato, quindi, per tutto quello che è accaduto, ma forse l'abbiamo già detto e chiedo scusa se mi ripeto, la memoria non è arbitraria, la memoria si ricorda tutto. Noi ci ricordiamo, non ce l'ho fatta ad arrivare a ricordare direttamente quell'inverno gelido perché arrivai io alla luce 4 mesi dopo, però certamente per tutto quello che ci è successo nella nostra vita noi siamo in grado, almeno dai 3-4 anni in poi, di ricordare. E quindi già ciascuno di noi è teso in questo sforzo che è anche una forma di piacere, non dico per nostalgia, anche di dolore nella misura in cui si va a ricordare eventi e situazioni indubbiamente poco piacevoli, incidenti, morti, malattie che ci hanno riguardato, ma più in generale, in senso collettivo, la memoria che si esercita attraverso la storia magistra vitae, no? Maestra della vita, è un modo appunto per riuscire anche a dare un senso alla società, al fatto di vivere in una comunità, in un paese, in un continente. E perfino l'Europa, appunto, a volte dal punto di vista istituzionale ha difettato di memoria, ma la memoria si può sempre recuperare. I libri di storia si possono sempre riscrivere. Sta tentando di farlo anche, mi sembra, il ministro dell'istruzione, questo governo, in modo tale appunto che si possa parlare effettivamente di una storia equanime a cui mi faccio sempre alla mia riflessione di inizio trasmissione, appunto a cui le menti dei ragazzi in chiave di libertà possano effettivamente attingere. La memoria è memoria, ripeto, di tutto, perché la storia non è soltanto storia dei capi, dei principi, delle paci e delle guerre, è anche la storia appunto di come una società, un territorio, ho cercato di dimostrarlo io nella mia geostoria della civiltà lombarda, quindi come un gruppo più o meno vasto di persone abbia esercitato attraverso l'economia, la demografia, ma anche attraverso l'agricoltura, attraverso l'arte, l'artigianato, la monumentalità, abbia potuto esprimere il senso ultimo della propria vicenda. Certo, quello che riguarda la memoria dell'Olocausto e degli anni bui che vanno tra il 40 e il 45 ha superato un certo limite, penso che è riuscita tragicamente appunto a sensibilizzarci rispetto a un certo tipo di comportamento genocida, naturalmente, che evidentemente in quel contesto fu terribile, diventa veramente difficilmente paragonabile altro evento rispetto a quello, per il modo con cui si è
realizzato, per il modo con cui appunto noi ne abbiamo avuto traccia, a volte addirittura fotografica o riferimento di ricordi reali di tante persone, no? che sono sopravvissute e che quindi in qualche modo ce ne hanno parlato. Mi vedo costretto ancora, forse voi direte narcisisticamente, a citare mio padre Ferdinando Rognoni, che mi raccontò poi per tutta la vita, finché fu in grado di respirare, cioè fino al 1990, tutto quello che accadde nei lager in cui fu ospitato è un po' ironico naturalmente, non in qualità di ebreo ma in qualità appunto di deportato italiano da parte del mondo nazista per ritorsione. Ma quello che mi ha raccontato e che evidentemente riguardava anche degli ebrei condannati a morte, per il modo con cui egli aveva saputo raffigurare, quasi dipingere una triste realtà, mi ha toccato nella stessa misura in cui certamente quando sono stato poi a Trieste mi ha toccato la visione della famosa foiba, il che riguarda la giornata del ricordo. Ma la tristezza non va via ogni giorno, specialmente pensando a film e a libri stupendi come Il giardino dei Finzi Contini. Se non l'avete ancora fatto, per favore, vi chiedo, leggete quel libro. È un libro di Giorgio Bassani, uno dei più grandi scrittori in lingua italiana, autore anche di altri libri, Gli occhiali d'oro, L'Airone, che andrebbero letti o ridetti anche in classe, ma certamente Il giardino dei Finzi Contini, che ci raffigura questa Padania profonda, abitata evidentemente anche dal mondo ebraico, oserei dire in un'osmosi compiuta e forse inimitabile fra l'elemento etnico padano e l'elemento etnico giudaico. E questa realtà di Ferrara che viene filtrata dalla dolcezza, dalla leggerezza, dalla felicità dei Finzi Contini, che viene brutalmente frenata e bastonata dalla deportazione. Ecco, tutto questo rappresenta un fiore meraviglioso che noi dovremmo tenere sempre dentro di noi. Non solo perché, come vi dicevo, le radici profonde non gelano, ma perché attraverso la letteratura, se è una letteratura popolare, se è una letteratura, sì, scritta va bene da uno scrittore laureato, va bene, ma che riusciva a raccontarci storie del popolo, perché tra l'altro il nostro ottimo autore era anche in grado di riferirci di altre vicende, come in 5 storie ferraresi, di cui ho parlato poi qualche mese fa, proprio in relazione ad altri episodi della guerra e del postguerra. E quindi vi dicevo, tutto questo è commovente nella misura in cui ci riconduce a un'esperienza di vita e di territorio. Certamente anche mio padre, o altre persone tipo Guareschi che mio padre incontrò, o altre persone ancora che ebbero il destino di passare attraverso i lager, quando non riuscivano a dormire quelle notti ghiacciate, quelle sì davvero, dei lager, recuperavano con la memoria, ecco, no? Come vi dicevo, i luoghi dove erano nati, erano cresciuti, le risaie del Novarese, i campi sterminati di mais della Basso Modenese, le lagune del mondo veneto-friulano, e ancora per scendere giù, ovviamente, visto che siamo in cultura popolare italiana, chi fu deportato per tutti i motivi possibili e immaginabili, appunto, da Roma o
da Napoli e effettivamente non poteva che ricordare il mare, la bellezza dei suoi tramonti. E quindi il tesoro rimane dentro di noi nella misura in cui ci permette di comprendere quanto la vita sia legata alle proprie origini, che sono origini di territorio, di lingua, di costume, di tradizioni, di identità, in effetti. Per Genius Loci, visto che siamo arrivati a Napoli, ci dirigiamo verso Santa Maria di Leuca. Santa Maria di Leuca io la vidi per la prima volta nel 1981. C'è una strana sensazione arrivando all'estremo sud del cosiddetto tacco d'Italia. C'è una strana sensazione che qualcosa davvero finisca. C'è come una grande scalinata, non so se siete mai stati a Santa Maria di Leuca. C'è un'enorme scalinata che va da un terrazzamento posto circa sui 50 metri verso il mare. In fondo alla scalinata c'è solo il mare e c'è un mare oltre il quale non si vede nulla e oltre il quale evidentemente ci sta l'Africa, ci sta la Grecia, ci sta Malta, molto più spostato ovviamente a ovest. Ci stanno altre isole, ma quel mare ci riconduce all'idea certamente di Finisterre. Finisterre è una località vicino a Santiago de Compostela, viene chiamata Finisterre anche Cabo de Roca in Portogallo, dove evidentemente il continente europeo finisce e anche l'universo culturale e geografico degli antichi romani o degli altri popoli che li abitavano immaginava appunto che oltre quel limite altre terre non ce ne fossero. Soltanto poi con Cristoforo Colombo si scoprì che in realtà a partire dalla Spagna e dal Portogallo o che so dall'Irlanda del nord, nel nord, cioè dall'Irlanda della costa occidentale, si poteva arrivare a qualcosa d'altro. Immaginare qualcosa d'altro da Santa Maria di Leuca è abbastanza facile per chi è stato appunto in Grecia, per chi è stato oltre il continente europeo verso il continente africano. Tuttavia, ancora una volta vince la percezione popolare. La percezione popolare non è scientifica, ma batte la scienza perché va al fondo delle cose. Le percezioni umane in fondo rimangono gocce di verità, profonde e spirituali. La terra realmente lì finisce, a Santa Maria di Leuca. Uno può mangiare in una serata d'estate un pesce meraviglioso a Leuca. Ci sono costumi locali che ricordano anche l'ascendenza greca di alcuni paesini posti vicino a Leuca. Oppure andate a 20 km di distanza alla grotta La Zinzulusa, dove sono padroni i pipistrelli. Recatevi a Gallipoli, dove un bastione piuttosto monumentale cinge la città che guarda verso il Golfo di Taranto e Taranto stessa. Ma sempre avrete lì a Leuca l'impressione di non poter andare più avanti. E quindi in qualche modo che una identità nazionale non perché sia consustanziata di un elemento giuridico statuale, ma perché rappresenti una terra reale che in qualche modo è nostra e non è di altri. Ecco, lì c'è quel limite naturalmente. Finisterre. Noi possiamo sentirci cosmopoliti, possiamo sentirci cittadini del mondo, come ci hanno insegnato a scuola già appunto negli anni 60, 70, 80. Possiamo sentirci ovunque grazie ai mezzi di comunicazione di massa, grazie ai social, a tutto quello che volete, alla telefonia rapidissima di oggi, però lì rimane il concetto di Finisterre. È molto importante e attenzione, non è
esclusivo nel senso di rinchiuderci in un guscio, rinchiuderci in una sorta di placenta materna. Noi sappiamo che comunque il Mediterraneo è vero, è stato diciamo contesto di comunicazione, di rapporti. Pensate a Genova e Venezia, no? Lo citavamo prima. Genova e Venezia sono state maestre in questo senso nell'andare oltre quel Finisterre e raggiungere il Medio Oriente, il Mar Nero, l'Africa, eccetera, eccetera. Eppure, nonostante Genova e Venezia, forse perché sono esistite davvero Genova e Venezia, nel senso che ci hanno fatto capire che comunque il mondo italofono era in grado di conoscere il mondo, ma anche poi di ritornare in se stesso per recuperare il senso ultimo, la propria identità. Ecco, pensate ai dialetti veneziano e genovese, che sono secondo me stupendi tutti e due. E ecco, proprio per quello noi abbiamo la sensazione a Leuca di stare cingendo un confine in qualche modo, andare oltre il quale significa sapere di abbandonare quella che volgarmente era stata chiamata patria. Così, né più né meno di come noi siamo coscienti, vedete, perché non deve esistere ipocrisia nella libertà, in nome della libertà. Siamo coscienti, quando superiamo l'Appennino, di abbandonare la nostra matria. C'è chi è padano, la Padania, oppure viceversa, di abbandonare una matria del centro-sud quando poi si superano gli Appennini, no? Nel famoso passaggio di Roncobilaccio, questo nome così sontuoso e sgangherato al tempo stesso, Roncobilaccio. Io quando ero bambino, appunto, e così assieme a papà andavamo alla scoperta della Toscana, ogni volta appunto che si attraversava la galleria autostradale di Roncobilaccio c'era una specie di trauma, naturalmente, no? Roncobilaccio. Lo stesso Guccini, che è Guccini, intendiamoci, che ogni tanto ironizza anche sul liberalleghismo, dice appunto, quando arriva al confine fra Emilia e Toscana, hic sunt leones, perché anche lui è cosciente di una diversità, ma la diversità è la ricchezza, la diversità delle varie Italie è la nostra forza. E la nostra scommessa sul federalismo, che deve compiersi finalmente per rendere giustizia del senso ultimo di quella nazione che finisce a Leuca e finisce alle Alpi, sul Monte Rosa, sul Monte Bianco, tanto per dare una riga trasversale che riguarda tutto e tutti. Quindi certamente, come anche noi quando attraversiamo la frontiera di Ventimiglia ci sentiamo in un altro contesto, qualcuno dice migliore, più funzionale, più ordinato, sì è vero, ed è anche vero peraltro che Nizza, andate sul sito Nizza Indipendenta, dunque Nizza è comunque di conio italiano e padano, quindi evidentemente è sabaudo anche per un certo senso, quindi evidentemente non è un confine vero. Però anche se tutti questi confini, mi viene in mente anche ovviamente il confine orientale vicino a Trieste, tutti questi confini, anche se non corrispondono realmente a un passaggio drastico di etnia, di cultura, sono comunque lì ad avvertirci che in qualche modo noi dobbiamo essere coscienti di un'identità, di una forma di identità che forse da ridefinire ancora più precisamente. Però volevo concludere oggi con una riflessione sui social, perché un certo poeta chiamato Gambi, partorito con il cognome di Gambi, un grandissimo poeta secondo me di Ravenna, ha risposto a un ragazzo di Rimini che vi ho già citato diverse volte, Edoardo Prati, che aveva detto, ma sapete, aveva fatto capire, è molto virale lui,
su TikTok, mi ha fatto capire, ma insomma, perché parlare così tanto di Gran Montana quando ci sono continuamente dei naufraghi nel Mar Mediterraneo che muoiono in maniera numericamente molto superiore? La risposta di Gambi, che si ispira notoriamente ad una ideografia liberal cristiana, è quella di dire: brutta roba stabilire della differenza fra i morti. L'aveva già detto Totò, a Livella, no? Siamo tutti uguali e dobbiamo piangere, certo, come italiani, come padani, molti padani, come italiani dobbiamo piangere i nostri fratelli. Chi se ne frega se questi erano ricchi sfondati? E allora che cosa vuol dire? Ecco, il ragazzo, come sapete, molto letterato, che ci spiega Petrarca e Foscolo alla sua maniera, o gli antichi latini, dimentica il senso ultimo della dignità, che era in fondo quella stessa che cantava Caterina Caselli 60 anni fa. Nessuno mi può giudicare. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Genova per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e